Le case e i palazzi sono proprio gli stessi, come gli abitanti, i negozianti, gli artigiani del borgo storico di Lavagna, il quartiere del Brunzin, Rubinetto in genovese, che prende il nome da un'amatissima fontanella e si snoda tra le vie Roma, 20 settembre e Nuova Italia. Si ritrovano tutti nel presepe che da 16 anni il circolo culturale Amici du Brunzin allestisce nel romantico giardino d'Aranci sotto la Torre del Borgo, magnifico cuore del centro storico lavagnese, dove il circolo espone anche una splendida riproduzione artistica del celebre Tesoro di Petra, opera di Fabio Castelli. 280 personaggi, tutti reali anche se alcuni purtroppo scomparsi, popolano attorno alla Natività lo specchio fedele del loro quartiere. Un presepe vivacissimo, molto originale e di grande respiro artistico e scenografico, con tutte le statuine realizzate da Roberto Folli, ispirandosi alle foto di ogni personaggio. Ma adesso è il momento di farci raccontare il presepe da chi lo allestisce ogni anno. Si fa quasi fatica a capire qual è la via 20 settembre vera e quella rappresentata qui nel presepe. Ma perché è uguale, identica, le stesse case, le stesse decorazioni, le stesse persone, gli stessi negozianti, perciò quando uno passeggia in via 20 settembre dal Brunzin e viene qui nel presepe c'è la stessa gente. Tutte le persone e un aggiornamento delle figure ogni anno diverso. Sì, ogni anno cambiamo delle persone, aggiungiamo, se arrivano delle persone, cambiano dei negozi, aggiungiamo e più facciamo delle scenette nelle case, prendiamo le donne che fanno i ravioli, chi stira, insomma aggiungiamo la realtà della vita. Ecco. Qui c'è anche una persona che lei dovrebbe conoscere bene dietro il lampionaio. Lì sono io, che sono sempre a lavorare con un amico, che è quello sulla Scala, Brunin, che ci ha lasciato purtroppo, e con Riccardo, che è uno dei ragazzi che lavorano qui con noi nel gruppo, e che abbiamo fatto questa scenetta qui, che mi si è slacciata una scarpa, io non sono tanto leggero, ho difficoltà a abbassarmi, allora ho chiamato uno che venga a allacciarmi la scarpa, ecco. Intanto che questa scena se la guarda anche sua moglie dalla finestra. E mia moglie è sempre dalla finestra, è lì, con la sua sigaretta che c'ha sempre, è bella tranquilla, così mi controlla anche. Negozianti, attività le più diverse e anche personalità, diciamo, illustri in qualche modo di tutti i campi che avete messo nel palazzo, appunto, delle personalità. Sì, allora gli esercenti ci sono tutti che sono qui, tutti i negozianti sono tutti con le sue famiglie, con le commesse, tutti. In più nel palazzo Nuti, che è quello con gli archi, tutti gli anni su quella balconata mettiamo dall'anno dell'Unità d'Italia mettiamo dei personaggi. Possibilmente abbiamo sempre messo dei liguri, abbiamo sempre messo cantanti, attori, donne famose, e quest'anno invece abbiamo deciso di mettere degli scienziati. Sono 16 scienziati, anzi abbiamo visto che per esempio la figlia di Marconi si è lamentata che in Italia si sono un po' dimenticati di Marconi. Gli ho fatto sapere che non è solo dimenticato, ma che addirittura l'abbiamo messo anche nel presepe suo padre. Ecco. E oltre agli scienziati comunque diciamo attori, cantanti liguri li avete mantenuti comunque sempre nel nostro palazzo in zone diverse, anche ad esempio ai tavoli. Sì, abbiamo messo ai tavoli, c'è De André, De Gregori, personaggi, Armando Corsi, Maccianti, qualcuno è dentro alla lampara a bere qualcosa, altri li abbiamo messi sulla balconata su in alto, attori. C'è Gasma, ci sono tantissimi. In tutto il cuore di Lavagna, da un pezzo del corteo storico sino alla pescheria, comunque agli altri esercizi. Sì, c'è la pescheria, c'è il barbiere dove vengono un sacco di gente, c'è la pizzeria Modomio, c'è Giga che ci ha lasciato, quello dei funghi, questo qui era un ritrovo dei grandi mangiatori, perché i primi funghi che nascevano li portavano qui e lui vendeva i funghi, è noto per il suo funghi e rifunghi, ecco, è rimasto noto. 16 anni che coltivate questa idea? 16 anni che la coltiviamo, questo è il 16° anno, è un'idea che è stata vincente, l'anno è stata molto apprezzata, molto. Come vedete lì c'è un personaggio che quasi tutti conoscono, Mognovadia con Don Gallo. Mognovadia è venuto qui una sera con Don Gallo
si sono visti, è rimasto talmente commosso che aveva fatto una pagina del secolo su questo presepe, sull'orgoglio che aveva, lui che era ebreo, sull'orgoglio che aveva di essere in questo presepe. E vedere questo affresco di Lavagna così com'è e che quindi vive anche dentro il presepe è anche un'iniziativa solidale. È solidale perché tutti gli anni il ricavato di tutto quello che facciamo lo diamo a dei bambini che sono nel Chiapas che noi abbiamo adottato dal primo anno e che tutti gli anni ci scrivono le sue letterine. Adesso ce ne sono di quelli che sono quasi diplomati, ci mandano le sue loro pagelle, ci mandano tutto. Quest'anno poi li diamo alla città di Accumoli. Siamo già in contatto con il sindaco di Accumoli che poi una parte del ricavato lo manderemo a lei, ed un'associazione che è nata a Chiavari, Tiala, che è nata a Chiavari, che anche loro operano nel centro Africa e aiutano bambini, aiutano tutti, diamo una percentuale. Fino a quando sarà aperto? Allora abbiamo aperto l'8 dicembre, sarà aperto sino all'8 gennaio ufficialmente, sino all'8 gennaio. Poi però terremo aperto ancora una quindicina di giorni perché ci sono parecchie scuole che ci hanno chiesto che vogliono venire, però lo terremo aperto anche per il pubblico solo sabato e domenica, almeno quasi sino a fine febbraio.